Iniziamo con una preghiera, ci mettiamo in piedi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, ci sediamo. Penso che tutti abbiamo il libro delle preghiere del terziario. L'idea di fare questo libro è appunto per dare qualcosa di concreto a chi vuole appartenere al terzo ordine, dar qualcosa di concreto riguardo alla spiritualità che noi vogliamo seguire. E quindi adesso vedremo un po' insieme questo libro, di cosa si tratta, quali sono le preghiere che vengono raccomandate, e anche viene fatto con una introduzione, anche parlando di che cosa è la preghiera, dopo ci spiegherà che cosa è la direzione spirituale, cioè tutto quello che noi vogliamo offrire a una persona del terzo ordine. Quindi inizia il libro dicendo, qui proprio nelle prime pagine: presentiamo questo piccolo libretto di preghiere realizzato appositamente per voi come mezzo efficace per poter vivere in unione di preghiera il carisma della nostra piccola famiglia religiosa, della quale siete parte essenziale e insostituibile. Il nostro carisma ammette ogni ambito della vocazione laicale. Perfettamente può essere terziario un dirigente politico, una persona allettata per malattia. Perciò vengono qui offerte diverse pratiche di pietà molto raccomandate secondo la nostra spiritualità, ma che poi ognuno vedrà di applicare in base alle proprie necessità spirituali e secondo il proprio stato di vita. Quindi è ampio, troverete tantissime preghiere, vedremo quali sono quelle essenziali propriamente al terziario, e ognuno dopo nella propria vita, secondo i propri orari, secondo le proprie responsabilità, eccetera, cercherà di utilizzarlo nel modo che più le sia comodo e più le sia conveniente. Bene, continuiamo più avanti, e qualcosa che già penso vi aveva parlato Padre Luca nell'ultimo incontro, una preghiera propriamente del terziario è quella che si chiama il minuto di Maria. E voi vedrete che questo libretto anche ha molte preghiere che si indirizzano a quello che è proprio nostro, che è la devozione a Maria Santissima. Il terziario anche ha questa devozione particolare a Maria Santissima, tramite la quale noi rinnoveremo la nostra consacrazione, eccetera. Questo anno, per esempio, a Fossanova, da ottobre in poi, inizieremo un'altra volta la preparazione per la consacrazione a Maria. Lo abbiamo fatto 2 anni fa,
L'anno scorso abbiamo fatto la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù e questo anno, da ottobre, iniziamo un'altra volta la consacrazione a Maria, la preparazione per la consacrazione a Maria. Da ottobre fino a maggio ci troveremo tutti i mesi. Dice, questa breve preghiera è l'unica preghiera quotidiana che viene proposta come propria del terziario, cioè come è il DNA del terziario, cioè sarebbe la preghiera apposta fatta per lui e pertanto da recitarsi quotidianamente, preferibilmente all'inizio della giornata o prima di qualsiasi azione o progetto. Quindi qui ognuno la deve applicare come può, quando può. Il punto è sapersi organizzare. Qui dice preferibilmente sarebbe da pregare quotidianamente all'inizio della giornata, cioè perché è il minuto nel quale io offro a Maria tutta la mia giornata e dopo già vado tranquillo perché già ho fatto la prima offerta. E anche se durante la giornata non riuscissi a ricordarmene, già ho fatto la prima offerta. Se voi vedete a Fossanova o in diverse chiese ci sono i candelieri dove vengono i devoti e accendono una candela. Che significa? Che lui deve restare lì fino a che quella candela si spenga? No, significa che lui lascia quella candela, offre al Signore le sue intenzioni, se ne va e nonostante lui entra in un altro mondo di tanti affari, da cose da fare, quella candelina rappresenta lui, che è quello che noi vorremmo, restare sempre nella presenza di Dio, ma è impossibile 24 ore su 24. Questa preghiera è una breve e semplicissima preghiera che noi abbiamo adattato in base alle esigenze del nostro carisma, rinnovando l'impegno di riprodurre in noi il mistero dell'incarnazione. In che cosa consiste questa preghiera? Sono piccoli passi. Prima di tutto dice che basterebbe un minuto per farla, soltanto che io devo essere costante, perseverante e dire tutti i giorni in questo momento farò questa preghiera, però basterebbe un minuto. Quali sono gli atti che io devo fare? Un atto di umiltà, dopo dice un atto di rinuncia, un atto di dono e una richiesta. Consiste in 4 punti. Umiliarsi, rinunciare, donarsi e chiedere. E quindi in questo minuto, il minuto di Maria, proprio del terziario, io la prima cosa che devo fare in qualsiasi preghiera, prima di iniziare, devo fare un atto di umiltà. Se voi vi ricordate la preghiera del fariseo e del pubblicano. Il fariseo era al primo posto e il pubblicano era all'ultimo posto. Dio a chi ascolta, all'umile, l'atteggiamento di umiltà è la prima cosa. Rinunciare prima di iniziare questa azione a tutto ciò che venisse puramente da noi e quindi alle nostre intenzioni e alla nostra volontà, cioè sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Quindi è vero che io devo rinunciare a tutto quello che mi appartiene, però devo, Signore, ti chiedo per questo, quell'altro, però che sia sempre la tua volontà, sempre la tua volontà. Terzo, donarci totalmente a Maria Santissima come sua proprietà. Ricordiamoci che noi siamo e vogliamo essere schiavi d'amore di Maria Santissima. E quindi un atto di donazione e per ultimo una richiesta. Se per noi fosse difficile ricordarmi di tutte queste cose, io potrei direttamente pronunciare questa preghiera riassunta così. Io mi umilio profondamente davanti a voi a causa delle mie mancanze, della mia indegnità e della mia incapacità a compiere qualunque bene. Prima cosa, mi umilio. Prima di iniziare questa giornata rinuncio a tutto ciò che venisse puramente da me e rinuncio ai miei modi di vedere, alle mie intenzioni e alla mia volontà. Che significa semplicemente questo? Non significa che io devo andare contro la mia natura e dire bene, io non servo a nulla, rinuncio a tutto quello che... No,
Significa che, Signore, io ho pianificato questa giornata in questo modo, se non è la tua volontà che questa giornata vada così, io già adesso e di adesso rinuncio alla mia volontà. Che ci capita quasi tutti i giorni. Noi iniziamo la giornata già, farò questo, quell'altro, dopo finirò, e ti va tutto al rovescio. Se io inizio la giornata dicendo farò così, pianifico la mia giornata, però se questo non è la tua volontà, io già lo accetto di adesso e mi risparmierò un sacco di problemi. Mi dono totalmente a te, Vergine Maria, come tuo schiavo d'amore, come cosa da tua proprietà e come strumento docile affinché tu ne possa servire a proprio piacimento e secondo la tua volontà. Ti dono la mia famiglia, il mio lavoro, studio, i miei amici, le mie iniziative, le mie difficoltà, ogni persona affidata alla mia cura, tutto quanto sono e quanto possiedo tuo. E per ultimo, ti chiedo umilmente di degnarti di agire in me affinché si produca in me il mistero dell'incarnazione e possa prolungarlo in ogni uomo, in tutto l'uomo e in ogni manifestazione dell'uomo per la maggior gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Quindi, nel caso che io non lo potesse fare a memoria, posso recitare questo riassunto di questo minuto di Maria, dove io mi umilio, rinuncio alla mia volontà nel caso che Dio mi chiedesse una cosa diversa durante la giornata, mi offro a Maria e offro tutte le mie attività a Maria affinché sia lei a perfezionarle nel caso che siano imperfette e nella quarta parte chiedo. Ma che cosa chiedo al Signore? Chiedo affinché si produca in me il mistero dell'incarnazione. E che vuol dire che io chiedo che si produca in me il mistero dell'incarnazione? Sto chiedendo semplicemente questo, che io o che la gente che mi vede in me Cristo. Che io sia una predica vivente. E predicare a voce, quello che sto facendo io, è molto facile, ma predicare con la vita, quella cosa è difficile. E voi sapete che molte persone che ci conoscono sanno che noi andiamo a messa, sanno che noi preghiamo, sanno che siamo devoti, eccetera. Ma tante volte la nostra incoerenza, soprattutto se uno è sacerdote, può fare tanto male, tantissimo male. Così come la nostra coerenza con la fede può fare tanto bene. Per esempio, io conosco un sacco di persone, adesso in questo momento nel quale Salvatore ha avuto questo calvario, no? Che si sono avvicinate in un modo o in un altro, vedendo come questa persona, Salvatore, si è mantenuto sempre fermo e coerente con la sua fede. Non si è lamentato mai di questa malattia che lo ha portato alla fine, cioè un tumore propriamente devastante, nella fioritura, cioè lui cominciava a godere la sua pensione. Stava cominciando a godere la sua pensione, la sua famiglia, la sua... La prima cosa che uno ti viene a pensare è di scandalizzarti, cioè il perché le capitano queste cose ai buoni, no? Ma lui, nella sua vita, rifletteva Gesù. Le volte che abbiamo fatto i vespri con lui, che lui a malapena si è rialzato, è andato a pregare con noi, incoraggiava i fratelli di comunità ad essere coerenti nella fede. E lui diceva, se io non sono coerente adesso in questo momento, non serve a nulla tutto quello che ho detto prima, tutto quello che ho pregato prima, perché adesso si vede realmente se io credo o non credo. E questo è il momento e lui era cosciente che dalla sua fede e dalla sua fermezza dipende un po' la fede di tutti noi che siamo qui. E questo ci incoraggia pure a noi, perché diciamo è possibile. Quindi questo è
il minuto di Maria, che è la preghiera propria del terziario, che noi dobbiamo cercare di realizzarla almeno in un minuto. Chi è molto indafarato, chi può far di più come una specie di preghiera meditata lo può fare, ma la cosa importante è che io devo cercare di metterlo in un minuto che sia reale della mia giornata e cercare che sia sempre lo stesso, o quando mi alzo al mattino, o può essere a mezzogiorno, però deve essere un minuto nel quale io lo dedico a Maria, e questo mi fa ricordare la mia identità di terziario o di persona che si sta preparando per essere un terziario. Un altro segno, a pagina 7, proprio del terziario, è lo scapolare dell'Immacolata Concezione. Noi abbiamo messo l'immagine dell'Immacolata, però con l'advocazione di Maria di Luján, che è la patrona dell'Argentina, però è l'Immacolata sempre, e il Sacro Cuore di Gesù, che manifesta sempre lo scapolario della Madonna del Carmine, dove da una parte si vede il Sacro Cuore di Gesù e dall'altra parte il Sacro Cuore di Maria Santissima. E abbiamo scritto a Gesù sopra la Madonna, ad Iesum per Maria, che è appunto quello che ci contraddistingue, no? La consacrazione a Maria Santissima, non perché chissà che cosa, ma perché è il cammino più facile, come diceva San Luigi Maria Grignon de Montfort, più sicuro e più efficace per arrivare a chi? Al Figlio. Perciò qui abbiamo messo et verbum carum factum est, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Quindi questa medaglia, questo scapolare, se consegna ai terziari il giorno nel quale ufficialmente, e questo lo parleremo dopo, ufficialmente io voglio appartenere o formar parte della famiglia religiosa. In quel giorno, durante la Santa Messa, si dà questo scapolare e il terziario recita una formula di consacrazione, che a Dio piacendo, dopo ve lo racconterò con più dettagli, cercheremo di farlo a ottobre per chi vuol fare questo passo, perché tutti gli incontri che abbiamo fatto prima, non so se sono 6 o 7, erano incontri di preparazione, dove io dovevo conoscere questa spiritualità del terzo ordine. Adesso già stiamo vedendo cose molto più concrete, come per esempio il libro della preghiera propria del terziario. Bene, che cosa è questo scapolare? Cioè, quali sono le particolarità? Dice, seguendo l'augusta tradizione della Chiesa e i sapienziali suggerimenti dei suoi santi, vogliamo esprimere la nostra più genuina devozione e consacrazione alla Vergine Santissima attraverso l'umile segno di uno scapolare proprio. Questo scapolare consiste in una medaglia con l'immagine della pura e immacolata concezione di Luján sul lato anteriore con la scritta Diesum per Maria e sul lato posteriore l'immagine del Sacro Cuore con la frase Et verbum carum factum est. Quindi lo scapolare, affinché voi vi fate un'idea, era qualcosa che veniva utilizzata da secoli. Se voi vedete l'abito francescano, molti, non i frati minori, però gli altri, portano, o anche l'abito delle suore, portano una stoffa che copre la parte frontale e la parte posteriore. Quello è uno scapolare. I francescani che mettono anche i frati minori o anche gli altri frati che mettono davanti quelle specie di stoffa che copre la parte frontale e la parte posteriore è uno scapolare. Se voi siete andati a Valbisciolo o a Casamari e avete visto i monaci con la tonaca bianca e lo scapolare nero, è uno scapolare che indica la loro consacrazione a Maria.
è come una protezione. Sono tutte congregazioni che sono nate anche in questo modo. Noi lo rappresentiamo semplicemente con questa medaglia. Quando noi abbiamo ricevuto anche lo scapolario a Fossanova, io vi ho consegnato lo scapolario di stoffa, che rappresentava la Madonna davanti e Gesù dietro, che si poteva rimpiazzare con la medaglia, perché tante volte quello di stoffa si rompe, si perde, eccetera. Bene, questa è la stessa cosa, è lo scapolare, soltanto che abbiamo messo l'immagine della Madonna di Luján con quelle caratteristiche particolari del terzo ordine, però ha le stesse cose e vedremo che anche ha le stesse condizioni, le stesse promesse. In questo modo, chi indossa lo scapolare della Vergine di Luján, religioso o laico, oltre alle indulgenze che la Chiesa concede a chi indossa questo oggetto di pietà, manifesta la sua appartenenza irrevocabile alla Santissima Vergine Maria sotto il titolo della pura e immacolata concezione di Luján e il desiderio di un compromesso sempre più assoluto e radicale con la missione della famiglia religiosa del Verbo incarnato, che non è altro se non portare a plenitudine le conseguenze dell'incarnazione del Verbo e per il quale è imprescindibile l'aiuto della Madre di Dio. Bene, quali sono gli effetti di questo scapolare? Sono gli stessi dell'altro che già abbiamo ricevuto, chi lo ha ricevuto. Lo scapolare benedetto da un sacerdote e portato con autentica devozione, come ogni sacramentale, produce nell'anima effetti molto benefici. Quali sono gli effetti che produce chi porta lo scapolare? Ci ottiene numerose grazie attuali. A questo riguardo il Concilio Vaticano II insegna che con i sacramentali gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti. Che cosa è un sacramentale? E che cosa è un sacramento? I sacramentali sono cose materiali, liturgiche, liturgiche, che ci preparano per ricevere un sacramento. Per esempio, l'acqua benedetta che c'è all'ingresso della messa è un sacramentale. Che significa? Che l'acqua benedetta già mi predispone, cioè entrare in chiesa, bagnare le mani, fare il segno della croce, mi predispone per ricevere che cosa? Un sacramento, sia la messa sia la confessione. Perciò si chiama sacramentale. L'acqua benedetta all'ingresso della chiesa non si chiama sacramento, perché non produce la grazia per se stessa, come la confessione, l'Eucaristia, eccetera. È un sacramentale, cioè mi prepara per. Lo stesso lo scapolare, cioè lo scapolare non è che mi metto lo scapolario e già mi perdono i peccati, no, mi prepara per ricevere meglio la confessione, mi prepara per ricevere meglio l'Eucaristia, mi ottiene, come dice qua nel punto 1, delle grazie. 2 dice, perdona i peccati veniali quando nell'uomo si trovano sentimenti di contrizione e atti di carità. Come può essere che lo scapolare perdona i peccati veniali? I peccati veniali si perdonano con un atto di dolore. I peccati veniali si perdonano anche con l'acqua benedetta. Ogni messa, come inizia? Confesso a Dio, con un atto di dolore. Il peccato mortale no, me lo devo confessare, non me lo perdono da solo. Terzo, questo è importante, perdono una parte o l'intera pena temporale causata dai peccati commessi in passato e già perdonati in virtù delle indulgenze. Che cosa è questo? Mi perdona i peccati e la pena che io dovrei pagare nel passato? Che significa? Quando noi pecchiamo, succedono 2 cose. Io commetto una colpa di fronte a Dio e devo pagare una pena. Se io rompo il vetro qui dalle suore, è colpa mia? Sì. E non basta dire scusatemi, ci vediamo la prossima. No, io ho la pena, cioè devo pagare per quel vetro rotto.
Perciò quando io mi confesso dai miei peccati, che cosa confesso? La mia colpa. E che cosa mi dà il sacerdote alla fine della confessione? La penitenza. E a che serve la penitenza? A pagare la pena per i miei peccati. Cioè, io ho commesso una colpa, però tutto si deve pagare. Perciò che se io non riesco a pagare quella pena qui, esiste quello che noi chiamiamo il purgatorio. Cioè, è l'anima che muore non in peccato mortale, perché in peccato mortale non si può entrare nel regno dei cieli. L'anima che muore in peccato veniale o con delle imperfezioni deve passare per il purgatorio, a pagare quella pena che non è riuscita a pagare in questa terra. Perciò che, dice lo scapolario, paga parte di quella pena. O per esempio, voi avete sentito parlare molte volte di indulgenza plenaria. Qui parla di un'indulgenza temporale. Che cosa è l'indulgenza plenaria che posso guadagnare per esempio nel perdono d'Assisi, visitando certe basiliche? Che cosa fa l'indulgenza plenaria? Quando io acquisto quell'indulgenza plenaria perché sono andato al perdono d'Assisi, io ho compiuto con delle condizioni, mi perdona la pena che io dovrei pagare nell'aldilà per tutte le mie colpe passate, al punto tale che se io morissi in quel momento non mi servirebbe passare per il purgatorio. L'indulgenza plenaria ha pagato tutte le mie pene. E questo fa lo scapolario. Ci ottiene molte grazie temporali, se sono convenienti per la nostra anima, per esempio la salute del corpo, la protezione contro gli inganni del demonio. E adesso parla delle indulgenze, no? Questo scapolario ci può concedere indulgenze parziali, cioè che significa? Paga parte della pena che io dovrei pagare, però dice un'altra cosa. Con l'uso dice, se benedetto dal Papa o da un vescovo, chi lo usa devotamente può anche avere l'indulgenza plenaria nella festa di Santi Pietro e Paolo, se oltre alle solite condizioni prega il credo. Queste indulgenze, come noi sappiamo, possono essere applicate anche ai nostri cari defunti. Quindi se questo scapolario fosse benedetto dal vescovo, nella festa di San Pietro e Paolo io potrei lucrare indulgenze plenarie. E continua, chi indossa degnamente la medaglia scapolare in onore della Vergine Santissima lucra tutte le grazie di ogni scapolare, incluso il privilegio sabatino. Che cosa è il privilegio sabatino? È qualcosa che ancora oggi, e proviene dalla tradizione dei santi, che è questa. La persona che muore con lo scapolario addosso, già sia questo, già sia quello del Carmine, eccetera, e dovesse pagare in purgatorio, al sabato prossimo della sua morte, Maria Santissima lo viene a prendere, il privilegio sabatino. Se noi per esempio lo applicassimo a Salvatore, oggi è venerdì, se lui dovesse purgare i suoi peccati, per il privilegio sabatino, chi indossa lo scapolare, i santi dicevano Maria verrà di sabato e ti tirerà fuori dal purgatorio. Era questo quello che i santi chiamavano il privilegio sabatino. Quindi questo allora è in sintesi quello che rappresenta lo scapolare per noi, quindi è un segno che ci contraddistingue. È uno scapolare come quello del Carmine, soltanto con le caratteristiche proprie del nostro istituto, e gli effetti sono gli stessi di qualunque tipo di scapolario. Di protezione, possiamo lucrare con questo delle indulgenze plenarie o indulgenze parziali, e che si possono applicare soprattutto ai nostri cari defunti. Quindi, indulgenze, scapolario. Adesso passiamo a un altro punto, pagina 13, che è appunto quello che è la preghiera. No? Noi abbiamo ricevuto
un libro per pregare, dobbiamo sapere che cosa è la preghiera, perché altrimenti non cioè almeno avere una nozione minima di che cosa sia la preghiera. Diceva il santo curato d'Ars, siamo a pagina 14, ogni male che ci affligge su questa terra proviene precisamente dal fatto che non preghiamo o che preghiamo male. Ogni male che ci affligge. Che cosa è la preghiera? Santa Teresa diceva, la orazione mentale o la preghiera non è altro che un rapporto di amicizia intrattenendosi molte volte da soli con chi sappiamo che ci ama, cioè un contatto personale con Gesù. Al di là che io devo utilizzare parole, formule, non necessariamente io devo pregare vocalmente o certe preghiere indicate dalla Chiesa affinché io preghi. La mia preghiera potrebbe essere un canto, potrebbe essere un pensiero, potrebbe essere un ringraziamento, un inno di lode. San Giovanni Damasceno, la preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio o la richiesta a Dio dei beni convenienti. E San Tommaso d'Aquino dice la stessa cosa, la preghiera è l'elevazione della mente a Dio per lodarlo e chiedergli cose convenienti per l'eterna salvezza. Quindi, prima finalità della preghiera, elevazione della mente a Dio, è la prima cosa. Cioè, è come che io devo cercare di togliermi da questo mondo e cercare di rivolgere il mio pensiero verso il Signore. Prima finalità, per lodarlo, è la prima cosa. Infatti, quando noi preghiamo il Padre nostro, qual è l'ordine del Padre nostro? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dopo cominciamo a chiedere le altre cose. Per lodarlo e per chiedere cose convenienti per l'eterna salvezza. Convenienti, che vuol dire? Che non dobbiamo chiedere cose materiali? Sì, però può darsi che il Signore non me la dia perché Lui vede che non è conveniente. Importanza della preghiera. Dicevano i santi che la preghiera sono come le ali del cristiano, senza la preghiera non si può arrivare. E l'importanza della preghiera, il primo che me la manifesta nel Vangelo è Gesù. Gesù prega in tutte le parti, sul monte, di mattina presto, di sera, nei momenti più difficili, quando deve scegliere gli apostoli prima di morire, permanentemente. Quando lo cercano, lui stava pregando. Indispensabile per la salvezza. Senza la preghiera non si può salvare. E questo lo dice Sant'Alfonso Maria de Liguori. Chi prega si salva. E i frutti della preghiera, noi già lo sappiamo, ci allontana dal peccato. Vedete che cosa bella che dice Santa Caterina da Siena. O lasciamo la preghiera o lasciamo il peccato. Può darsi che io sia un grande peccatore, però basta che io non mi arrenda di pregare, prima o poi vincerò il peccato, o almeno lo diminuirò. O lasciamo la preghiera o lasciamo il peccato. Accresce il nostro amore, e l'amore verso a Dio è il termometro della preghiera. Cioè, gli amici, l'amicizia cresce mentre io mi trovo di più con il mio amico. Ci fa conoscere la volontà di Dio nella nostra vita e ci dà la forza per viverla. Quante volte noi siamo preoccupati se stiamo facendo o no la volontà del Signore? Sarà questo la cosa giusta? È questo quello che mi chiede il Signore? Starò facendo da testa mia? La preghiera ti dà la forza per conoscere la sua volontà e non solo, per compierla anche. Ci dà forza nella tentazione, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Accresce la nostra fiducia. Oggi serve tanto. Dà forza per affrontare le contraddizioni della vita, dà gioia spirituale. È un grande rimedio per conoscere noi stessi. Chi prega si salva, chi prega si fa sentire da Dio, chi prega conosce se stesso. Dicono i santi che la preghiera
è la debolezza di Dio, cioè se io voglio toccare il punto debole del Signore, prega. Questo è come che lo arrende al Signore. Sta finendo la batteria. La preghiera fa sì che il Signore si arrenda a noi. Bene, questa è la prima parte introduttoria di questo libro, quindi abbiamo visto il minuto di Maria, che semplicemente non sarà il nostro compito quotidiano, che ognuno lo dovrà applicare secondo la propria possibilità. E questa è la cosa principale. Abbiamo visto cosa significa lo scapolario, i vantaggi che ha, e che sarà lo standard, quello che ci rappresenta, e che lo riceveremo il giorno della nostra consacrazione come terziari. E abbiamo visto, per ultimo, cosa è la preghiera, perché questo libro ci introduce la preghiera, quindi dobbiamo sapere che cosa è. Adesso, prima di entrare, io vi voglio spiegare in che cosa consiste o in che modo uno entra nel terzo ordine, che cosa si fa una messa, che cosa si fa per entrare nel terzo ordine. Prima di vedere questo, vi faccio un riposiamo un attimino e vediamo che cosa è il terzo ordine, fatto in un piccolo video di 3 minuti, mi sembra, 3 minuti. Aspetta un attimo. Il terzo ordine secolare dell'Istituto del Verbo Incarnato è un'associazione di fedeli laici. Il terzo ordine secolare dell'Istituto del Verbo Incarnato è un'associazione di fedeli laici i cui membri, vivendo nel mondo, desiderano partecipare allo spirito di questo istituto per cercare in modo più sicuro ed efficace la propria perfezione cristiana nell'ampio campo della vocazione laicale. Per questo, insieme ai laici, la famiglia religiosa del Verbo Incarnato forma un'unica famiglia, unita dalla stessa fede, dagli stessi fini, dalla stessa missione, dallo stesso carisma, dalla stessa indole e dallo stesso spirito. È parte essenziale e costitutiva dell'istituto, da cui non può prescindere in quanto è il prolungamento dell'agire dell'istituto negli ambiti propri della vita laicale. I membri ufficiali del Terzo Ordine sono più di 1900, senza contare l'immensa presenza di laici vicini allo stile e al carisma dell'istituto, che condividono uno stesso fine e uno stesso spirito. I laici sono chiamati a contribuire alla santificazione del mondo dal di dentro, particolarmente mediante la testimonianza della vita, l'irradiazione della fede, della speranza e della carità. Sono numerose le iniziative che portano avanti i laici, come il progetto 40 ore, iniziato da un gruppo di donne e mamme dei religiosi dell'Ive che nei giorni 14, 15 e 16 di ogni mese si uniscono in 40 ore di adorazione pregando per la santità e perseveranza dei religiosi e per l'aumento delle vocazioni. Uno dei primi gruppi laicali legati alla congregazione è stato il SIDEPROF, un'associazione laicale nata in Argentina che vuole investigare i problemi attuali della società sulla vita umana, la famiglia, la vita professionale e i diversi ambiti dell'uomo, offrendo soluzioni efficaci, guidate e illuminate dalla forza della dottrina cristiana. Tra i membri laici, una particolare spinta apostolica è in aumento negli ultimi anni dalle realtà giovanili. Diceva San Giovanni Paolo II: «Ecco ciò di cui c'è bisogno, una chiesa per i giovani, che sappia parlare al loro cuore e riscaldarlo, consolarlo, entusiasmarlo con la gioia del Vangelo e la forza dell'Eucaristia. Una Chiesa che sappia accogliere e farsi invito per chi cerca uno scopo che impegni tutta l'esistenza. Una Chiesa che non tema di chiedere molto dopo aver molto dato, che non abbia paura di chiedere ai giovani la fatica di una nobile e autentica avventura, qual è quella della sequela evangelica». In questi ultimi anni si è vista una forte crescita del numero di giovani volontari e adulti che hanno realizzato vari tipi di volontariato nelle case di carità e nelle missioni. Lo scorso anno si sono realizzati volontariati in 17 diversi paesi del mondo, con un totale di 775 volontari. Leggiamo nel direttorio di Opere di Misericordia: quest'opera del volontariato è una scuola di vita per i giovani, che li educa alla solidarietà e ad essere disponibili per dare non solo qualcosa, ma se stessi. Seguendo le orme di San Giovanni Paolo II, ogni anno si organizzano nelle varie province le giornate dei giovani, con lo scopo di offrire intensi ambienti formativi, di preghiera e di sana ricreazione,
per dare un nuovo impulso di fede e di conversione e per promuovere un rinnovato fervore e impegno nella vita di grazia nella gioventù. Oltre a queste, da molti anni si organizzano le giornate di formazione o corsi per universitari, ossia incontri di più giorni con lo scopo di approfondire e rinsaldare la vita di fede, imparare argomenti per difenderla e scoprirne la forza e la bellezza. Da queste giornate è nato in Italia nel 2013 il gruppo giovanile di apologetica Voci del Verbo, formato da giovani identificati con il carisma e la spiritualità della famiglia religiosa, che si impegnano in primo luogo ad avere un'intensa vita interiore, profondamente radicata nel mistero dell'incarnazione, con un'impronta mariana rinsaldata dai principi ignaziani appresi nella scuola degli esercizi spirituali. Questi giovani poi si impegnano a formarsi nella difesa della fede, soprattutto nei punti più combattuti e cruciali, e ad essere disposti a portare avanti opere apostoliche in ogni ambito della vita dell'uomo che debba essere conquistato per Cristo. Le Voci del Verbo fanno questo promuovendo conferenze nelle scuole su tematiche come l'esistenza di Dio e la purezza, collaborando in opere di carità e volontariati nelle missioni affidate all'istituto, approfondendo vari temi di dottrina sociale della Chiesa, psicologia, morale, storia, filosofia, spiritualità, scrivendo articoli o registrando video di apologetica, collaborando in vari programmi radio e TV come Radio Maria o il telegiornale Ieri, Oggi e Sempre, difendendo la vita senza compromessi tramite la collaborazione nelle manifestazioni contro l'aborto, pregando di fronte ad ospedali abortisti, evangelizzando nei vari ambiti delle reti sociali e canali di diffusione mediatici, partecipando alle missioni popolari e tante altre iniziative che si moltiplicano nei vari paesi dove il gruppo è presente, come negli Stati Uniti, in Ucraina, in Tanzania, in Spagna, in Germania, in Ecuador, in Argentina, Albania e Cile. Tutti questi impegni laicali vanno indirizzati a riuscire a far regnare Cristo in tutto il mondo, in tutte le culture e nel cuore di tutti gli uomini. Tutto quello che abbiamo visto nasce dal terzo ordine, cioè dal gruppo dei genitori, dopo siamo arrivati ai giovani e così via. O alle volte arriviamo dai giovani arriviamo ai genitori, una cosa tira l'altra. Bene, per ultimo, adesso sì, io avevo proposto per il giorno a ottobre, una domenica 20, se non mi sbaglio, 23 ottobre, no, 22 ottobre, domenica 22 ottobre, la messa qui è alle 16:30, 23 ottobre? E qua mi mette 22. Ah, sì, scusa, 23. 23 ottobre, grazie. Alle 16:30 qui abbiamo la messa e noi abbiamo proposto questa data come una possibile data per quelli che vogliono ingressare ufficialmente a formar parte del terzo ordine. E certamente questo me lo direte voi di persona, perché non è che dovete entrare per forza, uno deve essere pronto, preparato, eccetera. In quella messa, oltre a ricevere lo scapolare che vi ho detto, voi dovete pronunciare la formula di consacrazione, ce l'ho tutto qui, e ognuno scriverà anche dal suo proprio pugno questa formula. Io ce l'ho scritta sul computer, però ognuno deve scriverla dal proprio pugno e dopo qui davanti, tutti insieme, leggerete questa formula di consacrazione. Saranno venerati gli scapolari e qua ci sta la formula. Io, peccatore infedele, rinnovo e ratifico nelle vostre mani le promesse del mio battesimo. Questa è la consacrazione a Maria, però c'è un'altra ancora, aspettate. Vediamo. Benedizione e consegna. Formula d'ammissione terzo ordine secolare dell'Istituto del Verbo Incarnato nel terzo ordine di appartenenza. Questa è la cosa che dovete scrivere a mano. Io, consapevole che i fedeli laici uniti a Cristo in virtù del battesimo sono chiamati da Dio a scelti in Cristo,
per essere santi immacolati nella sua presenza, per mezzo della carità, e per questo partecipiamo alla vocazione comune, alla santità e alla perfezione dell'amore, chiedo di essere ammesso o ammessa come membro del terzo ordine secolare dell'Istituto del Verbo Incarnato, nel terzo livello di appartenenza. Mi spinge a fare questa scelta il desiderio di realizzare più perfettamente all'interno della grande famiglia religiosa del Verbo Incarnato la mia personale vocazione e missione laicale, consapevole dei diritti e degli obblighi che ne derivano. Questo lo scriverete a mano, dopo la messa anche dovrete venire sull'altare e mettere la vostra firma, e ve lo porterete a casa, e alla fine faremo tutti insieme la consacrazione anche a Maria Santissima e materna schiavitù d'amore. Quindi il 23, domenica 23 ottobre, 16:30 qui, non dico chi è preparato, perché se per essere preparato, nessuno è preparato né per il terzo ordine, nessuno è preparato né per essere sacerdote, nessuno è preparato perché sono cose che vanno oltre alle nostre forze, no? La preparazione abbiamo cercato di farla, anzi l'abbiamo allungato un po' di più del normale noi. Quindi chi vuol fare questo passo, basta che me lo dica, io vi do anche i fogli che voi dovrete dopo scrivere a mano, il foglio anche di consacrazione, e quella domenica ci troveremo mezz'ora prima che inizi la messa, così vediamo com'è la liturgia, dove vi dovete sedere, eccetera, eccetera, per fare una bella liturgia, una bella cerimonia. Ed è così seria che, ripeto, si fa la firma sopra l'altare, così come quando i religiosi fanno i voti, fanno la firma sopra l'altare su quel foglio che è stato scritto dal proprio pugno. Quindi pensate con calma, però già è il momento per cominciare a dare questo primo passo della nostra consacrazione. Ok? Bene, facciamo una preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E Ave Maria, bravi.